Voi sentite che chi lui lo chiama Missiot. E il suo vernon, qual è? Allora Luigino Minciotti, però di fame si sempre sta a chiamarsi Missios. Allora in Furlan si dice Missiot, e dato che si chiamano due persone non, e continua che chi è chiamata la festa dei due pistoni là di Missiot. Ho veduto che qui è una grande bella festa, ma dentro un cortile, quindi sono robe private? È privata, ma tasta stimpa può venire tutti e partecipare tutti. Infatti ho sperato che mi dicessi proprio così, perché se è a favore del Cro di Avian, abbiamo bisogno di tutte le popolazioni, non dei privati oppure di noi amici. E quindi abbiamo bisogno di tante in che vengono a comprare, a dare una mano. Che è verissimo, perché poi interviene migliora lei. Perché con la partecipazione, con la voglia di fare, si arriva a fare. Che la voglia di fare? Hai veduto che è una roba bellissima, veramente incommiabile. Che mi spieghi un momento che lo fa? Allora io ho 3 anni che facevo, che vi intaccata a fare queste feste, che è la seconda edizione. Però ho intaccato prima con altre festute e allora prima davi c'è che ricavavi dalle feste, dalle robe e davi in base. Come voi di Chioli c'è il covente dall'ospedale. E chi è un'impresa, un'ingranduta che scuola, ma i suoi sicuri di arrivare a fare con voi altri che partecipate. Bene, benissimo, proprio veramente incommiabile le sue iniziative. Io spero che vengano tante int e tante continue le feste, non è che finisce qui. Come io facevo fin domani, la Vespa, con Vespa per raduno, infatti vespiamoci domani la festa, perché poi di 2 giorni non puoi fare, perché l'ultimo col che fa 3 giorni mi viene l'infarto. Allora la cardiologia dell'ospedale di San Daniele mi ha detto una di e mezzo sting dentro. Benissimo, io vi auguro veramente che stai drenti, ma talmente drenti di non sapere dove metti i bes per poter comprare quel che avessi intenzione di fare. Io lo spero e ringrazio tutti. Grazie a tutti. Grazie a voi, mandi anche questi due signori, 3 signori che deliziano le riprese di Riccardo. Non hai mai tabato così bene al mese di 3 femmine. Lo sto chiappando. Beh, chiappenome il pel nero, non il pel grigio. Marilotti che trovate in giro, che ti attai sator, parole di sera di sei en place, savindola che vanno a finire e vanno a buon fine. Si divertisce da che fiesta? Bellissima, io una grande fiesta, bellissima. Sono contento. Io vengo di Udine, ma Ecco. bella. Quindi dici che io conosciuto, no? Dove chi è Sant'Anela, io conosciuto. Anche fu, anche È fu. venuta perché allora? Esatto, Sono contento perché così ha Viene contribuito. lì, viene fiesta, un bel mangiare, buone, no?
James, poor James, then he danced a lick. He danced right across the cell. Then he grabbed his pants, a better stance, and he jumped up high. Well, then he kicked his heels. He let go along, let go along. Shook back his clothes all around. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just living for the minute. Yeah, way down yonder on the Chattahoochee, never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. Abbiamo lanciato l'idea a Luigino, ovviamente sul suggerimento dei nostri pazienti, se era possibile avere un impianto wifi in tutto l'istituto, perché tutti i nostri utenti che oggi arrivano, tantissimi utilizzano il tablet, il computer, gente che lavora, anche professionisti, tanti ragazzi che fanno scuola e hanno necessità di studiare e attraverso anche il computer riescono a farlo. Allora abbiamo lanciato l'idea a Luigino, e Luigino ovviamente splendido, e direi di fare subito un applauso a Luigino. Ha subito accolto la nostra idea e siete qui, siete splendidi. Grazie veramente per la vostra partecipazione, grazie soprattutto a tutti i volontari che aiutano Luigino e cerchiamo di raggiungere tutti quanti insieme questo progetto. Non ho altre parole da dire, se non un forte grazie. Le orchestrine che sono buona, no? È una fiesta organizzata alla perfezione, che fa pensare e ti fa venire anche il pel dritto. Ecco. I motivi che è stata fatta, è vero? Quindi io è veramente contento di aver partecipato, a contribuire a questa realizzazione, no? Well, we fogged up the windows in my old Chevy. I was willing, but she wasn't ready, so I settled for a burger and a grape snow cone. I dropped her off early, but I didn't go home. Down by the river on a Friday night, a pyramid of cans in the pale moonlight, talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just a living for the minute. I vin che mi hanno dato una mano, come tanti altri che mi hanno dato una mano, che vi veduto sul striscio Moreno che il Biker Line. Every promise of the future, any blessing for today. Come dice, è il secondo tanto a queste feste, anche perché hanno importanza fondamentale anche sotto il profilo umanitario, no? E che non si può dire no a robe così. Per cui io sono già prenotato per il prossimo anno. Cioè non tengo il minimo apporto e dopo se che altri hanno così sentino il mio. Beh, ma io direi che il vostro contributo è grande perché voi altri suonate e dopo le int 6 plus e bene. Perché ho vinto anche di metti frazionati che lavorano direttamente, non fanno parte di un ingranaggio, non è, la riode è grande.
e non sia un ingranaggio di tutte queste. Riguardo di queste feste chi meritevole, certo. Che lui ha contribuito in sei maniere. Allora, non hanno stato mandati se per piacere avevano un tendone, non da borgata da tavielle lo avevano e quindi poi che volentieri vendati. E quindi poi vendete potevano venire a fare ne chicche se volevano, perché non da perduto ormai la fase, e arrosticini di più ore. Ecco, mi pare che sono stati ne vorrei gradire, ecco. Continuate, dopo potete cercarlo anche noi. Certamente, anzi i primi invitati. Grazie, grazie, grazie. Ma perché? Come mai? Ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua! Ma che bontà! Ma che bontà! Il signor Chio è sempre taipi, ma mica perché che al dà fastidi. No, aspetta, perché che lei in gamba al va a partire di mangiare e di bevi per tutte le tavole. È un'età, faccio che io le prime volte associazione a chi come da una Mi mano. pare che fa parte di queste feste. Sì, grazie, sì, mi sai aiutare il mio coetaneo Luigino, che è un grande e hai l'onore di dice che si può di dare una mano. Bravissime, e se un ruolo hai da queste feste? Misto, un po' di duce che mi venga a portare di mano. My tank is full, I'd be obliged to take it, 'cause I'm a country boy, I got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets, down country roads, I can get you where you need to go, 'cause I'm a country boy. You sure look good, sitting in my right seat. Buckle up, I'll take you through the 5 speeds. Wind it up, I can slow it way down. In the woods, or right uptown. I'm a country boy, got a four-wheel drive. Questo secondo te si va in davanti, hai veduto che io tante intro in davanti, ben? Sì, secondo me sì. Siccome che io cassiere volevo intendere ben anche come... Esatto, sì, hai già venduto un blocco come mi prepari la stand-up. Oh, faccio i complimenti, grazie. Da interviste, mandi. Questa è una sorpresa perché questa è la maglietta del raduno Vespa di domani, inedita. E Nanti e lui sapeva che era state fatte. È stato il suo socio che gli ha dimostrato che ha un'imprenditoria eccezionale. Insomma, voi giornate dove di sorprese? Allora, mi eri appena richiappato, scogliuto là, sfogami come i frus, no? E come mi torni a colla dentro, no? Allora non arrivi più, che partiamo fuori, no? Non arrivi più. E hai un socio, il vero socio che si dice che è il portovirus. Allora sempre mi sorprese da sacchetta. Viva! Ti vogliono troppo bene che non è mai abbastanza per te. Speriamo di meritarlo. Lo meriti, sì, lo meriti. Dai. Un applauso a Luigino che è il nostro Deus Machina di tutto ciò. Grazie Gibi e a tutti. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. She's been looking like a queen in a stranger's dream. Like she's never been. Sappiamo che i fondi statali
sono quelli che sono, servono per le tasche dei politici e non per la ricerca. E allora se ci aiutiamo fra di noi, come si dice, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, ci si dà una mano e di conseguenza forse si aiuta la ricerca. Grazie e passo anche la parola a Misio. Grazie a voi. Grazie. Io sono sempre più contento. E non riesco a tabbare tanto perché mi ingardei. E vado scorso quando vieni su, Alex, in capo al placer, se no che ascolti do io con la palla. Alex sarebbe il socio prioritario al 50% di questa pseudo associazione. Il salto che tu sei poi preparato di me. Allora io ringrazio tutti e devo dire che il ringraziamento più grande è a una persona che ha voluto questa festa più di tanti altri, che è Alma, e questo è la moglie di Luigino, e questo è un applauso ancora, E niente, solo per ringraziare tutti quelli che hanno partecipato e speriamo che la festa continui, guai se no, e oggi, domani, fino a esaurimento scorto. Grazie ancora, specialmente a chi ha inventato e ha organizzato questa bellissima manifestazione. A nome del Motoclub e di tutto il gruppo noi offriamo il gagliardetto della nostra società e l'offerta che sarà devoluta per il CRO. Grazie ancora, arrivederci. E pensi che farai anche mo l'affluenza che sta continuando a venire. E conduce che fa slain per le feste qui, con un tocco di ospedale, non me l'impianto wifi ai malati. Grazie di cuore. Per piacere. Grazie. Ciao a tutti. Iniziamo con ringraziarvi per la vostra presenza e la vostra collaborazione per questo grande progetto messo in atto da una grande persona al fine di sostenere il CRO di Aviano. Questa grande persona ringrazia sempre tutti noi in ogni occasione, ma la verità è che noi tutti dobbiamo ringraziare lui e la sua famiglia per questi eventi. Noi siamo qui solo grazie alla sua idea, alla sua caparbietà e volontà di aiutare il prossimo. Infatti, senza di lui, tutto questo non ci sarebbe. Al mondo ogni tanto servirebbero più persone come lui, altruiste, volenterose, generose e soprattutto troppo buone. Non dimentichiamoci il grande socio, Alex. Sempre presente al suo fianco. Tutto questo per dire grazie Luigino, grazie anche a Alma che lo ha sempre sostenuto. Come vonde per Aulis, grazie a tutti per essere qui, grazie Luigino, ti volim bene. I tuoi amici e collaboratori di queste feste, disi un eman per il CRO di Aviano.